Maria Teresa Coronella, direttrice del Sistema Statistico Regionale, presentato un report 2015 su vari settori importanti fondamentali per il Veneto. Sì, abbiamo presentato oggi la 12ª edizione del rapporto statistico sul Veneto, che ha anche un sottotitolo che fa capire che le indagini che vengono realizzate, che il Veneto si racconta, il Veneto si confronta. Quest'anno le nostre ricerche le abbiamo fatte ruotando e girando intorno al tema delle energie, declinate nei vari settori della nostra vita economica, sociale e ambientale. In particolar modo poi abbiamo legato a questo tema all'esposizione universale di Expo Milano 2015 e abbiamo indagato in particolar modo sull'agroalimentare. Questo è un settore molto importante per l'economia veneta, che vede l'interdipendenza un po' di tutti i settori tradizionali dell'economia, dall'agricoltura che produce le materie prime, all'industria per la loro trasformazione e ai servizi per la commercializzazione e per la distribuzione di questi prodotti, nonché poi tutto il comparto della ristorazione e questi settori, queste attività così interconnesse tra di loro producono ogni anno circa 16 miliardi di euro, quasi il 10% del PIL del Veneto. Dottoressa, abbiamo però sentito degli allarmi per quanto riguarda appunto il cibo. Il Veneto è sicuro? Ma il Veneto, quello che posso rispondere è che è tra le prime regioni italiane ad avere numerose DOP e IGP, la certificazione di qualità europea per molti prodotti. Basti pensare che solo il vino ha 42 DOP e 10 IGP. Gli insaccati hanno 3 DOP e 3 IGP, i formaggi 7 DOP, poi il radicchio, ci sono tanti e tanti prodotti.